quella parola che guarisce, quella parola che libera, quella parola che compie miracoli, Oh, sì, Padre, quella nel parola nome che di compie Gesù. tutto ciò per cui tu Mala nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Amen, alleluia. Voglio confermare questa preghiera perché sentivo forte che il Signore diceva: ritorna a me con cuore di figlio, ritorna a me con cuore di figlio. E oggi il Signore ci invita a consacrarci a Lui, e noi oggi vogliamo confermare la nostra figliolanza a Te, oh Padre. Vogliamo confermare la nostra figliolanza in Te, Padre, nel nome di Gesù. Tocca il nostro cuore ora nel nome Tuo, Gesù. Toccalo e plasmalo, Signore, affinché possiamo essere sottomessi alla Tua volontà. Vogliamo vederti come nostro Padre, vogliamo vederti come nostro Padre, come autorità perfetta per la nostra vita. Nel nome di Gesù, dacci una sottomissione docile. Vogliamo essere docili ora, Padre, nel nome Tuo, affinché non possiamo bloccare, Signore, le Tue meraviglie nella nostra vita. Aiutaci, Gesù. Vogliamo che il Tuo braccio sia libero di intervenire dentro di noi, perché Tu non vai contro la Tua parola, e se c'è disubbidienza Tu non puoi intervenire. Allora, Signore, metti ubbidienza dentro di noi per vedere il Tuo braccio in azione con miracoli e prodigi, e con le Tue benedizioni scendere a cascate dentro di noi. Un cuore di figli vogliamo, Padre, un cuore di figli. Amen, alleluia. Andiamo a leggere Esodo, capitolo 1, versetto 15. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, quelle delle quali una si chiamava Shifra e l'altra si chiamava Puah, e disse: quando assistete le donne ebree partorienti e le vedrete sul sedile del parto, se è un maschio uccidetelo, ma se è una femmina lasciatela vivere. Ma le levatrici ebbero timore di Dio e non fecero come il re d'Egitto aveva loro comandato, e lasciarono in vita i bambini maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato in vita i bambini maschi? Le levatrici risposero al faraone: perché le donne ebree non sono come le egiziane, ma sono vigorose, e prima che la levatrice arrivi da loro hanno già partorito. Or Dio fece del bene a quelle levatrici, e il popolo moltiplicò e diventò straordinariamente forte. Così, perché quelle levatrici temevano Dio, egli diede loro delle famiglie in proprio. Allora il faraone diede quest'ordine a tutto il popolo dicendo: ogni maschio che nasce gettatelo nel fiume, ma lasciate in vita tutte le femmine. Amen. Potete sedervi. Oggi su Facebook mi ha riportato un ricordo dove c'era scritto che era una citazione, dove Dio ha preferito un'asina per parlare a Balaam, anziché a un cavallo. Ok, quindi voglio confermare il messaggio di oggi, che cerca la tua unicità, tu sei unico, tu sei speciale, e il messaggio di oggi era proprio questo: tu sei unico e sei speciale. Figuratevi, giusto, si è andato, il Signore ha voluto confermare ogni cosa. Dunque, questo racconto ci parla ho letto questo brano perché è quello che viene un po' prima la storia di Mosè. Quindi il faraone ha visto che questo popolo era troppo numeroso e aveva deciso di eliminare tutti i figli maschi e di lasciare in vita le femmine. C'erano queste levatrici che, arrivate a un certo punto, hanno capito la specialità di questi bambini e hanno evitato di fare quello che il faraone aveva ordinato loro, cioè quella di prendere i bambini e di ucciderli. Queste donne, siccome hanno avuto timore del Signore, non hanno avuto nessun comando da parte del Signore. Non è che il Signore gli è apparso e gli ha detto: guai a voi se lo fate, ma dentro di loro c'era un timore reverenziale verso Dio, tale da capire che quel gesto non era una cosa che voleva Dio, e quindi non l'hanno fatto. Si sono rifiutate di fare qualcosa che, secondo la loro coscienza, andava contro Dio. E siccome hanno ascoltato la voce dentro di loro, questo risentimento che avevano, questo sentimento che avevano nei confronti di questo popolo, anche loro erano ebrei comunque,
hanno evitato di ubbidire all'ordine del faraone. Questo è l'unica eccezione per cui bisogna disubbidire alle autorità preposte, cioè quando è qualcosa che va contro Dio. Le levatrici non avevano bisogno di nessuno che gli faceva la predica, avevano capito benissimo che quella era una cosa che andava contro Dio e hanno evitato di farlo. E il Signore le ha benedette. Amen. Esodo 2, sempre versetto 1. Ora un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie sua figlia, una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio e vedendo che era bello lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo pose nel canneto sulla riva del fiume. Naturalmente stiamo parlando di Mosè. Questa donna che partorisce questo bambino sa qual è l'ordine del faraone, però vede una cosa speciale in questo bambino, vede che è bello. Ora, tutti i bambini sono belli, ma evidentemente questa donna, questa mamma, ha capito che c'era qualcosa di particolare. Ha capito che era da parte di Dio quel messaggio, che quel bambino non era qualcosa che era un semplice ebreo, ma era un ebreo particolare. E questa donna ha fatto di tutto per tenerlo in vita. Ha costruito questa barchetta fatta di giunchi con della pece e del catrame e dopo 3 mesi lo ha messo sul fiume, sapendo che Dio lo avrebbe salvato. La sorella segue questa barchetta e questa barchetta va a finire nel posto dove c'era la figlia del faraone. E la figlia del faraone si innamora anche lei di questo bambino, si innamora pazzescamente e anche la figlia del faraone sa che c'era quella legge che imponeva di uccidere tutti i figli maschi. Lei sapeva che era un ebreo perché era vestito da ebreo, ma comunque decide di andare contro l'ordine del faraone, anche lei, contro l'ordine del suo governante, e di allevare quel bambino da egiziano. Questo bambino, ricordatevi, è speciale. Versetto 9. E la figlia del faraone disse: porta via questo bambino, allattalo per me, e ti darò il tuo salario. Così la donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, ella lo portò alla figlia del faraone. Egli divenne suo figlio ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: perché io l'ho tratto dalle acque, o l'ho salvato dalle acque. Quindi la figlia del faraone, che poteva allattare, era senza figli, ha preso questo bambino e l'ha dato alla levatrice. Giusto, la levatrice era la mamma di Mosè. Una volta che era abbastanza grande ed era svezzato il bambino ritorna alla figlia del faraone e la figlia del faraone in quel momento gli mette l'etichetta Mosè. Da quel momento in poi diventa figlio della figlia del faraone, quindi è nipote del faraone. Ricordatevelo, perché lui crescerà in un ambiente che è pagano, che è blasfemo, crescerà in un ambiente educato, perché verrà educato secondo quelle leggi, non sarà un ignorante patentato, crescerà da persona dotta, crescerà come il nipote del faraone, crescerà in un ambiente dove vedrà ogni giorno oro, diamanti, argento e tutto quello che volete, e il suo nome è Mosè. Versetto 11. In quei giorni, quando Mosè si era fatto grande, avvenne che egli uscì e trovò i suoi fratelli e notò i loro duri lavori. Quindi Mosè sapeva di essere ebreo, non è che l'ha scoperto all'improvviso. Esce e vede i suoi fratelli che sono sottoposti a duri lavori e vide un egiziano che percuoteva un uomo ebreo. Uno dei fratelli, egli guardò di qua e di là e visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose poi nella sabbia. Mosè, addolorato di quello che aveva visto, decide che doveva fare qualche cosa e uccide questo egiziano. Ha cercato di guardare a destra e a sinistra, ma non c'era nessuno. Se ne è approfittato e quindi lo ha tolto di mezzo e lo ha seppellito
sotto la sabbia. Continua, versetto 13. Il giorno seguente uscì e vide 2 uomini ebrei che litigavano. Egli disse a quello che aveva torto: perché percuoti il tuo compagno? Ma egli rispose: chi ti ha costituito principe e giudice su di noi? Vuoi ucciderci come tu hai ucciso l'egiziano? Allora Mosè ebbe paura e disse: certamente la cosa è risaputa. Quindi qualcuno aveva visto, ma non è questo quello che noi dobbiamo andare a guardare. Noi dobbiamo andare a guardare che questi 2 uomini all'improvviso gli dicono: chi ti ha costituito principe e giudice su di noi? A parte il fatto che era principe e giudice su di loro, perché lui era un principe d'Egitto, era il figlio della figlia del faraone, era il nipote del faraone, quindi non è che non era nessuno. Ma evidentemente quegli ebrei guardavano a Mosè con occhi diversi. Sapevano che era educato come un egiziano. Avevano l'etichetta. Mosè aveva l'etichetta, che era un'etichetta che dava un valore alla sua vita. Evidentemente quell'etichetta che aveva Mosè sulla faccia non era quella idonea per gli ebrei. Quanto può costare questa bottiglietta d'acqua al supermercato? Questa qua costa forse 15 centesimi, 20? Questa stessa bottiglietta, con un'etichetta diversa, se voi la andate a comprare in aeroporto, la pagate 5 euro. Ci siete? Sveglia? La stessa acqua, la pagate 5 euro. Perché c'è l'etichetta? Sì, ma questa è un'etichetta di una sottomarca. Boh, vabbè, leviamoci l'etichetta. Chi ve lo dice qua dentro che marca c'è? Qual era il cuore di Mosè? Cosa rendeva Mosè speciale o non speciale? Il suo cuore. Però ci manca una bottiglietta qua che non ho fatto in tempo ad avere. Può essere un'acqua sporca che non si può bere, che bisogna che si filtri. Sapete come si filtra l'acqua? Il modo migliore per filtrare qualsiasi tipo di acqua è il carbone. Quindi bisogna bruciare qualcosa, quindi qualcosa deve morire, un carbone vegetale naturalmente, qualcosa di vivo deve morire per dare vita all'acqua, per essere purificata. Il carbone attivo soprattutto. Sapete che cos'è il carbone attivo? Il carbone sempre, solo che è frantumato in una maniera fina, molto, molto fine, molto fine, in modo tale che trattiene meglio le impurità che ci sono nell'acqua. Con un po' di carbone si può filtrare dell'acqua di fogna anche e renderla potabile. In realtà ci vuole anche un po' di sabbia e carbone. Ma il carbone da solo sarebbe già sufficiente a filtrare dell'acqua. Mosè era una persona che aveva bisogno di essere filtrata ancora. Aveva bisogno di essere purificato da tutte le sue follie da egiziano. Ecco perché gli ebrei hanno guardato a lui, non hanno guardato all'etichetta. Hanno guardato al contenuto, che era quello di un ebreo che non era ebreo, ma era un egiziano, ma non era neanche un egiziano, era un ebreo. Quindi, Esodo 2,15, quando il faraone sentì parlare dell'accaduto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì alla presenza del faraone e si stabilì nel paese di Madian e si pose a sedere presso un pozzo. Quando voi prendete una bottiglia d'acqua e la prendete da un punto A e la portate a un punto B, la stessa acqua cambia valore, si trasforma senza trasformazione. Va bene, questa qua è un'acqua che costa anche un pochino di più, 50 centesimi, ma la stessa acqua, se l'andate a prendere all'aeroporto, costerà 7 euro, 8 euro, la stessa marca. Perché? Perché ha cambiato posto. Mosè aveva bisogno di cambiare posto e certe volte abbiamo bisogno anche noi di cambiare posto, perché l'ambiente che ci circonda ci sottovaluta, ci valuta anche se abbiamo una buona etichetta, ci svaluta sempre. Magari ci considera un po' meglio di questa che ha un'etichetta
diversa da questa, va bene, magari questa è 50 centesimi, questa è 15 centesimi, ma sempre acqua è. E il posto dove siamo ci trasforma il cervello e ci fa vedere cose che non sono nella nostra vita. Tu hai un valore che non dipende da dove sei, anche se per migliorarti puoi cambiare posto e certe volte anche devi cambiare posto. Ora non è che dovete andare tutti a Cefalù, voglio dire, o a Messina o a Palermo, no, la soluzione non la vediamo. Il posto dove sei ti dà il valore non reale, sia che tu sia in aeroporto e quindi in un bell'ambiente e vali 5 euro, 6 euro, sia che tu sei in una bottega di 4 sorde e vali 15 centesimi. Il tuo valore è quello che è dentro, quanto hai capacità di dissetare. Amen. Tu vali per quello che è dentro, non per dove sei e non per l'etichetta che porti. Perché se io tolgo l'etichetta a quest'acqua e tolgo l'etichetta a quest'acqua e metto quest'acqua dentro dei bicchieri diversi, voi non mi sapete dire qual è la marca. Amen. Dunque, Esodo 3:1. Or Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian. Egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, l'Oreb. L'agnello dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Dunque che succede? Mosè cambia posto e incontra nel nuovo posto Dio, l'angelo dell'Eterno, noi sappiamo che è Gesù. Fa un incontro speciale. Perché? Perché è vero è che prima era un egiziano, ebreo, non si sapeva che cos'era, ma comunque era una persona colta, intelligente, ma non è passato da un ambiente peggiore a uno migliore, è passato da un ambiente dove era esaltato come uomo ad un ambiente dove non era più esaltato come uomo, era uno che pasceva pecore. È cambiato da una posizione di comando, tra virgolette, a una di servitù, perché pasceva il gregge di suo suocero. Quindi ha dovuto avere quel percorso di filtrazione, ha dovuto togliere tutto quello che era di egiziano per diventare più umile, tra virgolette, quindi un'acqua più potabile, ma ancora non era pronto, perché la sua separazione non era definitiva, cioè lui non si è separato solo dall'Egitto, si doveva separare anche da quello che era servo di Jetro. E che cosa fa? Incontra l'angelo dell'Eterno sotto forma di questo roveto ardente. Quindi la sua prima casa fu l'Egitto, la seconda casa fu Madian, ma la sua vera casa era davanti all'Eterno. È stato Dio che gli ha fatto vedere che cos'era. Dio ha permesso di togliere ogni forma di etichetta e voleva mostrargli quello che gli uomini non vedevano su di lui. Cioè gli uomini lo vedevano come egiziano, fin da egiziano, ebreo, fin da ebreo. Altri uomini lo vedevano come pastore di pecore sottomessi al suo suocero, ma non c'era ancora quello che Dio vedeva su di lui. Continua, versetto 10. Or dunque vieni, io ti manderò dal faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. Quindi una nuova identità per ritornare dove era. Un nuovo valore, possiamo dire, per ritornare dove era, dove aveva un valore sbagliato. Dio lo prende e vuole mostrare agli altri il vero valore di Mosè. Ma Mosè disse: chi sono io per andare dal faraone per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? E Mosè si vedeva con gli occhi sbagliati pure lui. Non vedeva il valore che aveva veramente dentro di sé. Non vedeva che era uno chiamato, che era speciale. La mamma l'aveva visto il primo giorno che è nato, disse: è un bel bambino, è speciale.
lo devo salvare. Lui fin dal primo giorno non si è visto speciale. Lui è nato da persona confusa, da ebreo, egiziano, da servo, da tutto quello da uomo inutile, tutto quello che volete, ma neanche lui si vedeva come si doveva vedere. Lui guardava le etichette e lui guardava la sua etichetta e diceva: io non sono idoneo. Io vi ho letto il capitolo 3, ma il capitolo 5 è una tragedia. Se voi andate a leggere il capitolo 5 c'è tutta una lamentela da parte di Mosè: ma Signore, ma che fa scherzi, ma non sono cosa, non so parlare, non so fare, non so dire, perché si vedeva con gli occhi sbagliati, o meglio guardava se stesso e vedeva un'etichetta che gli altri gli avevano appioppato addosso. Non era quello che Dio vedeva in lui. Dio disse: io sarò con te, quindi gli dà una nuova identità. Tu non sei tu, io sono con te. E questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Capitolo 5, versetto 1. Dopo queste cose, vedete, guardate Mosè, come non è pienamente cosciente ancora di quello che deve fare. Dopo questo Mosè ed Aronne andarono dal faraone e gli dissero: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto. Ma il faraone rispose: chi è l'Eterno che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò andare Israele. Quindi il faraone guarda a Mosè e vede la vecchia etichetta, quella di ebreo. Cos'è tu? Ma chi è il tuo Dio? Che vuoi? Allora Mosè disse: il Dio degli ebrei che ci è venuto incontro, ora lasciaci andare per un cammino di 3 giorni nel deserto, perché possiamo sacrificare all'Eterno, che è il nostro Dio, affinché Egli non ci colpisca con la peste e con la spada. Ora, se voi andate a leggere i capitoli, siamo partiti dal capitolo 1, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4 e capitolo 5, capitolo 4, perché il 5 inizia da qui. Dio non ha mai detto a Mosè: 3 giorni nel deserto per offrirmi sacrifici, se no vi faccio mandare la peste. Mosè, da dove gli è venuta questa cosa? Ha detto qualcosa che Dio non aveva detto. Perché? Perché Mosè ancora non vedeva Dio nella sua vita. Ancora si vedeva con l'etichetta. Ancora si vedeva come qualcosa di valore da supermercato. Non facciamo nomi di supermercati. Di supermercato. Ancora si vedeva qualcosa di utile solo per qualcuno, non per tutti. Ancora guardava a se stesso e vedeva un'acqua che poteva dissetare qualcuno, ma non di così grande valore. Quindi anche lui non si vedeva, era davanti al faraone, ma lui ci è andato più per ubbidienza che per convinzione, più perché aveva timore di Dio, perché dici: mizzica, può essere che mi fa venire la peste pure a me. Capite? Mosè era disperato, poverino, ed è andato là blaterando cose che Dio non aveva detto. Versetto 22. Allora Mosè tornò dall'Eterno e disse: Signore, perché hai messo questo popolo nei guai? Perché dunque mi hai mandato? Perché da quando sono andato dal faraone a portare il tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo e tu non hai affatto liberato il popolo. Vedete? È uno che vive nell'incertezza. Non solo ha fatto qualcosa di testa sua, ma ancora è andato da Dio e dice: Signore, vedi, non sono cosa. Il faraone non mi ha ascoltato, non sono stato in grado di farmi ascoltare e neanche tu hai ascoltato la voce del tuo popolo, perché dovete sapere che nel mentre il faraone, dopo che aveva visto Mosè ed Aronne, si era un pochino alterato e ha detto agli ebrei che dovevano produrre la stessa quantità di mattoni senza la paglia procurata dagli egiziani. Quindi di notte i mischini si andavano a procurare la paglia per impastare i mattoni di giorno, dovevano dormire di meno e lavorare
di più per produrre lo stesso numero di mattoni. Voi immaginate, io vi vengo a dire sono il vostro liberatore, anziché portarvi liberazione vi porta ancora più schiavitù. Perché? Perché anche il popolo non riconosceva il valore di Mosè. L'ambiente che circondava Mosè era pietoso, da tutti i punti di vista, dalla parte egiziana e dalla parte ebraica. Nessuno valutava Mosè e nessuno lo voleva considerare. E come succede ogni tanto pure a noi non ci sentiamo considerati. Ma non ha importanza, se tu non ti consideri valorizzato, considerato, non è un problema tuo. Può essere un problema degli altri. Non ti ammazzare la vita pensando che gli altri pare che ce l'hanno con te. Anzi, forse i figli di Dio vengono ancora di più emarginati, ma questa è una cosa che riguarda il mondo, ma non deve riguardare te. Tu non devi vivere il momento come se tu fossi nel torto. Tu hai un valore davanti a Dio, che non è l'acqua dal supermercato, ma non è neanche l'acqua da aeroporto, è molto di più. Sapete che esistono nel mondo acque che costano, mezzo litro costano tipo $17.000? Sapevate? Andate a cercare su internet, le acque più care del mondo. Tu vali ancora di più. E non hai bisogno di metterti davanti a un supermercato in vendita. Non è quello l'ambiente giusto per te. Non è quello l'ambiente giusto per noi. Esodo 6, versetto 1. L'Eterno disse a Mosè: ora vedrai che cosa farò al faraone, poiché costretto da una mano potente li lascerà andare. Sì, costretto da una mano potente li caccerà dal suo paese. Dio parlò quindi a Mosè e gli disse: io sono l'Eterno. Dì la persona accanto a te: io sono l'Eterno. Io sono l'Eterno e sono apparsa ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, come Dio onnipotente. Ma non mi ero mai fatto conoscere da loro con il mio nome, l'Eterno. Qua inizia la prima svolta. Dio inizia a prendere Mosè e gli attacca un'etichetta nuova. Abramo, Isacco e Giacobbe erano i patriarchi scelti da Dio per formare il suo popolo, per formare una nazione santa e benedetta. Ma Mosè riceve qualcosa di particolare che neanche i patriarchi avevano ricevuto: il nome dell'Eterno. Io sono colui che sono. E gli sta dicendo: io sono colui che sono e sono con te. Ma Dio fa qualcosa ancora di più grande con Mosè, che io quando l'ho letto sono rimasto sconvolto, perché è qualcosa che riguarda ognuno di noi in maniera unica e in maniera eccezionale. L'Eterno disse a Mosè: vedi, io ti faccio Dio per il faraone. Là forse leggete: io ti faccio come Dio. Io ti faccio come Dio, ma quel come non c'è nell'originale. È vero che è un Dio minore, è scritto in maiuscolo, in minuscolo, perché Dio è uno. Ma Dio dice a Mosè: io ti faccio Dio per il faraone. Cioè gli mette un'etichetta nuova e ci mette sopra: tu sei Dio sopra il faraone. Non lo so se avete capito. Siamo passati da una situazione terrestre a una situazione celeste. Tu non ti trovi nel supermercato sotto casa tua e non ti trovi neanche all'aeroporto dove l'acqua costa, una bottiglietta da mezzo litro costa 7 euro. Tu sei nella tavola celeste. Tu ti trovi nei luoghi celesti. Tu sei Dio sopra il diavolo. Come fa però ad avere questa particolarità Mosè? Perché era in un posto celeste, dove c'era Dio. Quindi quando il mondo ti scarta perché non sai cosa, secondo il mondo, cambia posto e mettiti davanti a Dio, chiuditi nella tua stanzetta, prega, adora, perché la presenza di Dio ti dà valore.
e ti trasforma dentro e ti fa vedere che non sei come il mondo vuole, ma sei come Lui vuole. E ti fa vedere con i Suoi occhi. Ovvio che Dio è Dio, ma ti fa vedere come se tu fossi Lui. Ma alla fine noi che siamo figli di Dio siamo diventati, tra virgolette, dei, piccoli dei, non siamo Dio come Dio. Non sto dicendo una cosa fuori dal mondo, anche un salmo dice voi siete dei. Perché? Perché siamo diventati figli di Dio. Questo ci dà autorità sul diavolo, è un'autorità come quella di Giuseppe, delegata. Però Giuseppe aveva un'autorità delegata da un uomo, da un re umano. Noi abbiamo un'autorità delegata da Dio stesso. Quindi dice, l'Eterno disse a Mosè, vedi, io ti faccio Dio per il faraone. Non lo dico come, così si capisce meglio. E tuo fratello sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò e tuo fratello Aaron ne parlerà al faraone perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese. Amen. Tu sei di un valore unico. Qua ci sono due bottigliette, la terza si è persa. Qua non ci sei tu, perché tu sei nei luoghi celesti. Dio ti ha fatto superiore a ogni faraone. Dio ti ha fatto superiore ad ogni demone. Tu puoi prendere autorità su ogni spirito malvagio e hai vinto. Togliti sta benedetta etichetta di uomo, di inutile, di servo, di schiavo, di tutto quello che vuoi. Non quell'etichetta non ti appartiene, non è una cosa tua. Amen. Guardate che cosa ha fatto Mosè. Ebrei 12:24. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone. Mosè, arrivato a un certo punto, ha detto: non è più quella la mia vita, non è più quella la mia identità, non sono più io quello. Io non sono figlio della figlia del faraone, quell'etichetta non mi appartiene. Perché ha capito che in lui c'era qualcosa di speciale, il nome di Dio. C'era il nome di Dio in lui. Aveva capito che era un uomo extraterrestre, non era un uomo terrestre. E sappiamo che Mosè ha cambiato la faccia dell'umanità, se vi piace, è così, perché da Mosè viene il popolo di Dio e da Mosè viene Gesù. E noi siamo in un certo senso anche figli suoi. Amen. Capite qual è lo scopo? Capisci qual è lo scopo della tua vita? Lo scopo della tua vita è toglierti l'etichetta che hai addosso. Non ti interessa se gli altri ti vedono con un'etichetta che non appartiene a loro. Tu sei speciale e devi far vedere questa specialità. Come è arrivato a un certo punto ha fatto Mosè. Da quel momento in poi Mosè è andato risoluto verso il faraone. E vi dite che Mosè viveva in un ambiente che era pietoso, perché il faraone lo prendeva in giro, ma spesso e volentieri, se non sempre, anche il suo popolo preferiva il faraone piuttosto che essere un popolo libero. Preferiva l'autorità del faraone piuttosto che l'autorità di Mosè. E addirittura Mosè ha rischiato anche di morire per colpa del popolo. Amen. Tu sei di valore, ma non di un valore umano. L'uomo ti darà un valore sempre sbagliato, che sia più di quello che vali o meno di quello che vali, sarà sempre un valore sbagliato, perché tu sei un figlio di Dio e il tuo valore su questa terra è sempre sbagliato. Non ti devi non ti devi valutare secondo la misura di questo mondo o dell'ambiente che frequenti. Mettiti da parte, adora il Signore nella tua camera, dici: Signore, io voglio avere chiarezza nella mia vita, voglio sapere quanto veramente valgo per te, fammi vedere che cosa posso fare nella mia vita per te. Amen. Benedetto sei, Signore, Dio d'eternità, Dio di gloria, meraviglioso. Stendi la tua mano, Signore, vieni col tuo spirito in questo momento, Signore, a toccare ognuno di noi. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù, apri, Signore, i nostri cuori, apri le nostre menti, Signore. Vogliamo vedere le cose come le vedi tu, vogliamo, Signore, percepire il mondo come lo percepisci tu, ma soprattutto, Signore, vogliamo vedere le cose celesti come il mondo non le vede.
Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù, Padre del cielo, fai scendere la tua gloria su di noi. In questo momento, Signore, compi l'opera meravigliosa della tua parola, compi l'opera meravigliosa della parola che Gesù Cristo è venuto a portare in mezzo a noi. Nel nome di Gesù, noi vogliamo iniziare, Signore, a guardare a noi stessi come ci vedi tu, come ci guardi tu con i tuoi occhi. Signore, noi vogliamo iniziare a guardarci secondo il tuo cuore, non secondo il cuore dell'uomo. Signore, noi rifiutiamo e rinunciamo come Mosè ad essere chiamati figli di questo mondo, figli di dove lavoriamo, figli di dove abitiamo, del paese che frequentiamo. Signore, noi rifiutiamo e rinunciamo a essere chiamati figli di questo mondo, figli delle circostanze, figli dei problemi, figli delle follie di questo pianeta, Signore. Noi rifiutiamo e rinunciamo come Mosè ha rinunciato ad essere chiamato figlio della figlia del faraone. Ha rinunciato ad una buona etichetta, Signore, per una migliore etichetta. Ha rinunciato, Signore, alle ricchezze. Ha rinunciato, Signore, al benessere, all'agiatezza, ad una buona etichetta, per venire davanti a te, per accettare, Signore, il tuo nome in Lui, per accettare l'etichetta celeste su di Lui, Signore. Signore, questo vogliamo fare noi, rinunciare all'etichetta di questo mondo, per essere alla tua presenza nel nome di Gesù. Vogliamo rinunciare all'etichetta che ci viene dall'essere servi di questo mondo, servi, Signore, delle circostanze, servi nel pascere del gregge degli altri. Vogliamo rinunciare, Signore, a questo tipo di falsa umiltà che ci rende inutili, che ci rende paurosi, che ci rende codardi, e vogliamo prendere su di noi la tua immagine, l'immagine di vincitori, di persone che hanno vinto e che vincono ancora. Vogliamo quell'etichetta di essere come Dio sopra il faraone, come Dio che domina il faraone. Il faraone sta sopra di noi, Signore, sta sotto di noi. Amen. Noi siamo sopra il faraone, noi siamo come Dio per il faraone, noi possiamo dominare ogni potenza diabolica nel nome di Gesù, perché Dio ci ha posto al di sopra di ogni principato, di ogni potestà, di ogni faraone. Noi siamo al di sopra nel nome di Gesù, per il sangue di Gesù, perché tu l'hai detto e l'hai proclamato con la tua parola, perché così è, perché tu sei in noi. Hai fatto molto di più, Signore Gesù, in noi. Non hai cambiato solo l'etichetta, hai cambiato il contenuto e ci hai purificati. E siamo un'acqua così limpida e così pura che non ci troviamo più nei supermercati di questo mondo. Noi ci troviamo alla tavola celeste. Noi ci troviamo alla presenza di Dio. Ci hai resi mondi puri, perché su quella croce tu ti sei fatto carbone per purificare noi, che eravamo acqua putrida. Grazie, Signore, perché hai sacrificato la tua vita e col tuo sangue hai purificato la nostra vita. Grazie perché tu hai reso magnifica la nostra vita. E se non la vediamo magnifica è perché ancora noi ci guardiamo come ci vede il mondo, perché ancora noi ci guardiamo come il diavolo ci vede. Se ancora noi non vediamo la nostra vita una vita meravigliosa, è perché ancora diamo al diavolo il potere di giudicarci e di farci vedere le impurità che non ci sono più, che in Cristo non ci sono più, e che se anche dovessero inquinarci, noi possiamo andare alla presenza di Dio per renderci nuovamente puri. Apri, Signore, i nostri occhi. Apri, Signore, i nostri occhi. Fortifica, Signore, la nostra fede. Rendici fermi, Signore, davanti ad ogni persona, ad ogni spirito malvagio che invece vuole abbatterci e vuole annientarci. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Alzati, Signore. Alzati dentro di noi, perché possiamo vivere una vita degna di essere al di sopra del faraone come dei. Nel nome di Gesù vieni, Signore. Vieni, Spirito Santo, elevaci, Signore, e facci vedere che siamo veramente scelti da te. Alleluia, gloria. Sei benedetto in eterno, Signore. Amen. Alziamo le mani, benediciamo il Signore. Grazie, Signore.
Grazie Signore perché tu hai fatto qualcosa di meraviglioso nella mia vita. Grazie perché hai fatto qualcosa di stupendo nella nostra vita, perché hai trasformato completamente la nostra esistenza, tant'è che noi non siamo più per l'eternità verso l'inferno, noi siamo per l'eternità verso il paradiso. Salvati per la tua meravigliosa grazia. Grazie Signore perché quella croce ha purificato le nostre anime e quel sangue ci ha lavato da ogni colpa, da ogni separazione, ci ha dato Signore coscienza di essere diventati figli di Dio. Alleluia, gloria a te Signore. Benedetto e santo, se vogliamo fare un applauso a Gesù. Grazie Signore. Grazie Signore per la cosa meravigliosa che tu hai fatto in noi. Alleluia, grazie Signore per la meraviglia che tu hai creato dentro di noi. Grazie Signore perché non siamo più di questo mondo, noi siamo del cielo. Amen. Grazie Signore, alleluia. Ascolta questa preghiera che giunga questo luogo.